Per Vuoti a Rendere ho preparato un progetto, si chiama Everyday Souvenir, è un progetto di ritratti abbinati a delle storie e diciamo che sono storie quotidiane, personaggi che ho incontrato per strada e a queste persone ho voluto erigere dei piccoli monumenti e quindi le ho inserite delle palle di neve. Per Vuoti a Rendere ho preparato 6 scatti che rappresentano il mondo contadino o la vedute della campagna, che sono luoghi legati al mio paese. Per Vuoti a Rendere ho realizzato un progetto su Berlino, l'ho chiamato Berlino Feels the Land come il tema principale della mostra, perché volevo mostrare e documentare come Berlino vive la città, vive la street art soprattutto. Quindi ho fatto diverse foto, ma ne ho scelte insieme al progetto Giovani 5 e stampate su carta blueback proprio per ricordare la street art, e queste 5 rappresentano proprio la East Side Gallery. Sono approdata alla fotografia grazie a mio papà, che era un fotoamatore, e quindi fin da piccola ho stampato con lui a casa, stampavamo in bianco e nero così, però io non ho mai fotografato finché dopo aver iniziato l'Accademia di Belle Arti di pittura ho deciso che probabilmente la mia strada era la fotografia, perché alla fine cercavo sempre quella, quindi sì. Il mio approccio alla fotografia, è quasi da sempre. Diciamo che nel tempo l'ho approfondito perché sono un amante comunque dell'arte, della creatività, e questa è una forma d'arte essenziale e anche più istintiva di altre, quindi mi è piaciuto approfondirla in modo istintivo. Sono approdata alla fotografia 5 anni fa. È sempre stata una mia grande passione e l'ho sempre avuto dentro, perché anche mio padre fotografava e mi ha trasmesso un po' di cose, mi ha passato anche qualche macchina fotografica storica, e però solo appunto 5 anni fa ho cominciato più seriamente. Per quanto riguarda la piazza Forza Te adiacente alla mostra, penso che mi piacerebbe vederla, fotografarla nelle varie ore del giorno. La prima cosa che ho notato è stata la cupola verde che esce dai palazzi, quindi farei un contrasto tra gli edifici sui toni dell'arancio marrone confrontati alla cupola verde che esce fuori imponente. Questa piazza la fotograferei probabilmente non nei suoi edifici ma nelle sue persone, e quindi probabilmente starei una giornata a fotografare le persone che passano, probabilmente ci parlerei anche, se io non amo le foto rubate, ecco, quindi sì. Grazie mille. Grazie a te. Ciao Martina. Grazie a voi.